Corriere Imprese Nord-Est, lunedì 10 gennaio 2022. L'imprenditorialità del terzo millennio, il caso V-Network, unico ma ripetibile. V-Network è nota a tutti come la rete di imprenditori investitori che oggi controlla 12 imprese del territorio regionale, ha un fatturato consolidato di 230 milioni di euro e un organico di 600 persone. In realtà V-Network è molto di più. È il caso più riuscito di innovazione imprenditoriale di questo scorcio di terzo millennio e, nello stesso tempo, è l'esperienza che archivia alcuni stereotipi del Novecento. Nel marzo 2011, quando V-Network è nata, come è stato possibile convincere 42 imprenditori, saliti a 62 nel 2021, ad allearsi per realizzare un progetto industriale finanziario? Dietro a un'idea audace e che cambia le regole del gioco, ci sono sempre persone e metodo. Vediamoli. Brainstorming. A metà luglio 2010, a cena in un ristorante di Padova, Alberto Vavan illustra a braccio il suo piano di imprenditorialità collettiva a due innovatori simbolo del Nord-Est, Riccardo Donadon e Ruggero Frezza, e a me. È un progetto fuori dagli schemi, che sfida l'idea dello sfrenato individualismo di chi fa impresa. Ne segue un confronto a flusso libero e senza censure, che mette sul tavolo i fattori critici di successo per dare gambe al progetto. Il peggior nemico delle innovazioni radicali è chi si comporta da idea killer. Identità organizzativa. Nei primi giorni di ottobre 2010 viene discusso un documento che prova sia a definire il purpose dell'iniziativa, la sua ragion d'essere, il perché l'idea discussa solo 3 mesi prima merita di essere realizzata, sia a delineare la governance per rendere i processi decisionali semplici ed efficaci. Spesso si liquida la propensione a far da soli con le ragioni culturali, ma in realtà ci sono pratiche manageriali per generare impegno cooperativo. Basta saperle e volerle applicare. Intenzioni cooperative. Tra ottobre 2010 e febbraio 2011 vengono organizzati incontri per illustrare alla comunità imprenditoriale il purpose e il modello decisionale di questa forma inedita di imprenditorialità. L'obiettivo del roadshow è individuare le persone realmente animate da intenzioni cooperative di lungo periodo che sono indispensabili per avviare iniziative radicalmente nuove e quindi ad alto rischio di insuccesso. Un progetto collaborativo ben costruito, con chiare regole di ingresso e uscita e ben comunicato, porta i partner ad autoselezionarsi e toglie di mezzo gli autoassolutori problemi culturali. Formalizzazione. Il 31 marzo 2011, presso un notaio di Vicenza, nasce V-Network SPA. Il resto è noto. Ad oggi V-Network è un progetto unico, ma è ripetibile ed è per questa ragione che entrerà nella storia.